Allora, la gente chiede spesso interventi, opere pubbliche, però non sa che perché vengano date corpo a queste cose ci vuole tutta una serie di passaggi. Mi sembra che il comitato che tu, Giuseppe, da tempo segui, rappresenti anche con molte altre persone, siete proprio irriducibili, perché mi sembra che proprio passo passetto state andando avanti. Qual è la novità? Allora, la novità è questa, che a novembre abbiamo mandato come comitato una richiesta al Ministro Del Rio di incontro con una delegazione rappresentativa della città sulla Romea e sulla nuova ferrovia. La novità è questa, che questa nostra richiesta di incontro con una delegazione non è rimasta isolata, ma è stata sostenuta formalmente da una lettera del sindaco e da parte di una lettera di Erika Baldin, e su questa scia abbiamo chiesto alle forze politiche locali di sostenere anche loro questa nostra richiesta. Silvia Vianello ha già mandato una lettera per il PD zonale, gli altri partiti lo stanno facendo, hanno dato la massima disponibilità e stanno mandando via queste lettere. Sto parlando di Forza Italia, il nuovo coordinatore, di Sandro Marangon Fare, Marco Dolfin per la Lega, Fortunato Guarnieri per SEL. Direi che la città è unita per una volta, non solo, non è la prima volta, ma insomma le occasioni di unità non sono moltissime. Quando ci sono è giusto dare atto ed è giusto ringraziare, ripeto, il sindaco ed Erika Baldin in primo luogo, ma poi tutti gli altri.